terra ancora i segni indelebili di una tragedia impossibile da accettare. A casa di Vittorio un via vai di amici, di parenti, di persone che tentano di consolare due genitori ancora sotto shock. Don Carlo, parroco di Crespignaga, è andato a trovare la mamma ed il papà della quattordicenne. Papà sì, dice che è innaturale per un genitore sopravvivere al figlio e credo che siano parole vere e condivisibili. Incredulità, rabbia e disperazione sono sentimenti che umanamente dei genitori provano, dice Don Carlo. Non hanno voluto vedere il luogo della tragedia, troppo dolore. Lungo quella strada, in quel preciso posto, si sono infranti tutti i sogni di Vittoria. Vittoria era molto attiva, vivace, quindi a maggior ragione ancora no, la presenza si sente che manca. E quindi la fatica di darci una ragione, perché non è possibile darsi una ragione. La Procura minorile di Venezia intanto ha aperto un fascicolo per fare luce sul drammatico incidente, mentre il Cafoncello sta lottando tra la vita e la morte l'amico 17enne di Vittoria, il giovane di Valdobbiadene che guidava la Vespa. Maser, intanto, si sta preparando a salutare l'ultima volta quella giovane solare, bellissima e piena di vita. Don Carlo ci spiega che a causa della normativa anti-Covid in chiesa potrebbero entrare solo una sessantina di persone, ma sono tanti, tantissimi gli amici che vorrebbero salutare Vittoria, così il parroco ha proposto di celebrare la funzione nel campo sportivo di Crespignaga per dare la possibilità a tutti di partecipare. I genitori hanno acconsentito così come si è resa disponibile l'amministrazione comunale. Ora bisognerà attendere il nulla osta della magistratura. E vedere un po' insieme anche la modalità, ecco, di vivere questi due momenti celebrativi, ecco, sia quello del funerale religioso che di un saluto anche tra amici a questa amica. Rimane il ricordo di quella festa, dell'allegria, della spensieratezza dei 14 anni, dove tutto sembra possibile, di quei momenti magici, di quei sogni che sono rimasti lì lungo quella strada.